Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Oggi siamo su Magic, ma non online, ma bensì Arena. Allora raga, siamo qui su Magic Arena. Eh, Siamo messi anche abbastanza bene perché siamo Platino 3, quindi una gran cosa, mentre Limited proprio non lo gioco perché proprio non mi piace, faccio cagare, sono una cosa vomitatevole in Limited, quindi neanche mi metto. Poi c'è Platino 3, dai, normale, in costruito, comunque standard e storici, sto giocando solo standard per il momento, che comunque insomma non mi esalta più di tanto. I due mazzi che sto giocando tanto adesso sono questo, che mi ha portato bene, mi sono portato fino diciamo a platino, che è un mazzo comunque diciamo di lista, non è un mazzo creato da me perché ovviamente cioè in standard sono molto meno le carte, quindi cioè, se vuoi un po' rankare hai bisogno di mazzi comunque forti. Questo è il mazzo con l'Urrus veramente forte, però oggi vediamo invece un altro mazzo che mi ha portato a Platino 3 da Platino 4, che questo invece tra virgolette diciamo l'ho creato io, nel senso comunque non c'è una lista con queste carte, ed è un mono bianco molto, molto arrogante. Allora spieghiamo un attimo in velocità. Beh, c'è un 21 terre, 20 terre, di cui 17 pianure e 3 castelli che sono sempre fondamentali ovunque. Allora abbiamo due Seide dell'abbondanza vitale, che praticamente è legame vitale, se la sacrifico pago 1 e la protezione a una creatura di un colore, quindi importantissima, se ho una carta forte in campo posso proteggerla. Poi abbiamo il falco del guaritore, 4 per, volare legame vitale, fondamentale, anche questa per altre carte, che adesso spieghiamo. Il Pegaso leale è una buona volare, che però può attaccare a bloccare solo con un'altra, da sola non può fare niente purtroppo. Compagno di Agiani prende più uno ogni qualvolta guadagno punti vita, e per esempio il falco del guaritore è abbastanza importante. Poi abbiamo Daxos, che quando entra una creatura o muore guadagna un punto vita, anche questa fa diciamo sinergia con Agiani, e la sua costituzione è pari alla devozione del bianco, insomma. Poi abbiamo pacifismo, che la creatura incantata non può attaccare a bloccare, quindi una specie di rimozione per l'avversario. Eliod, fondamentale, indistruttibile, fin tanto che la mia devozione al bianco non è inferiore a 5, non è una creatura, però se gioco 2, una pianura e un incolore, do legame vitale a una creatura, e ogni qualvolta guadagno punti vita posso mettere segnalino +1 su una creatura che controllo o un incantesimo, quindi cioè, è veramente fortissima. Poi abbiamo, anche questa è molto importante, sempre guadagno punti vita, ogni qualvolta una creatura bianca attacca guadagno un punto vita, quindi questa fa sinergia, cioè è devastante. Luce esiliatrice, che ce l'ho sempre anche in Modern, esilio un permanente non terra bersaglio. L'Arconte, questo le gioco in per uno, le creature Pegaso che controllano volare, vabbè, insomma diciamo questo non... cioè, scusate, le creature Pegaso hanno legame vitale, quindi questa sinergizza con le altre carte, con Heliod, col compagno, e ogni qualvolta un incantesimo del campo di battaglia crea una pedina 2-2 Pegaso con volare, quindi incantesimi comunque ne ho, e anche questa insomma è una buona carta, però messa solo in per 1 perché comunque costa 4, per il momento in per 1. Poi abbiamo questa Motra, regina supersonica, volare ogni qualvolta una creatura senza volare controlli muore, diventa sul campo di battaglia sotto il mio controllo, con un segnalino volare, quindi molto forte. Agiani, forza del branco, con +1 guadagno punti vita, pari il numero di planeswalker o creature che controllo, quindi anche questa sinergizza. Diciamo che questo mazzo è basato molto sul legame vitale, quindi più guadagno punti vita, più pompo le creature. Con -2 crea una pedina Agiani come il compagno di Agiani, proprio uguale, e con 0 so 15 punti in vita più rispetto a quelli iniziali, quindi 35, esilio tutte le creature e gli artefatti dell'avversario, quindi questa è una bella finisher, bella cazzuta. Devastare il cielo, distruggo tutte le creature, se un giocatore controlla una creatura con forza 4 superiore pesca una carta. Poi abbiamo Elspeth, che come non uno, le due creature prendono 2+2+1 fino alla fine del turno, a -2 crea 2 pedine umane 1-1, a -3 guadagno 5 punti vita, con fuga la posso rimettere in campo. Esilio 4 carte dal cimitero. Angelo della Grazia, lampo volare, se sto perdendo la partita la metto in campo e i punti vita se tipo andavo a 0, con questa vado a 1 e quindi è buona per salvarmi il culo in certe situazioni. E basta, questo è il mazzo. Side non ce l'ho perché non gioco sempre in best of one, quindi non la gioco. Se qualcuno vuole consigliarmi una bella side, ben venga. Ok, ci siamo contro J-Pop.
Siamo contro J-Pop, mano. Mano rischiosa, mollighiamo. Questa è già meglio. Eh. Ok, togliamo lei. Ciao. Siamo contro Yorion, che è un compagno veramente, veramente fastidioso. Un mazzo contro che odio molto giocare. Ok, viandante devoto, me lo godo. Questo è molto più dinamico, ha una grafica anche, dicono migliore. Io preferisco sempre Magic Online. Questo lo vedo più purtroppo, tra virgolette, cartone animato. Cioè Magic Online per me è un programma serio, bello, cazzuto. Questo lo vedo più per tutti, che nel senso, con una grafica troppo, sì, accattivante, però boh, Magic lo vedo un po' diverso. Io, ma ripeto, sono gusti, non mi permetto anche di dire niente, perché sennò chi è esperto del gioco mi manda anche a fanculo. Ok, allora, il compagnetto di Asiano. Mettiamolo subito, così possiamo già cominciare a pomparlo. Ok, vedi, guarda un punto vita, con questa va 3-3. Ho parecchi mazzi modern anche su Magic Online dove ho queste carte. Chiaramente però sono più forti di questo perché ho qualche carta in più da poter scegliere. Quello che ho di standard, che cioè poche carte, poca possibilità Cioè Magic è bello proprio perché hai 30 milioni di carte. Standard, non lo capirò mai fino in fondo, cioè, perché devo giocare con poche espansioni, non lo so, però vabbè, insomma. Lasciamo agli esperti la... Ok, non giochiamo questa perché comunque non ho una possibilità. Dopo di sacrificare la creatura volendo, vediamo cosa combina lui. Sicuramente ha qualcosa. Non ha niente, non ha niente, non ha niente. La cosa mi piace. È chiaro che manca ancora cioè, prima di pensare di aver vinto, ce ne vuole. Bisogna capire cosa ha lui perché per il momento ha messo insomma niente di devastante. Però ecco, diciamo che su standard qua quello che odio di più è il mazzo mono rosso. È una roba, raga, no fastidiosa. Di più. Cioè, proprio una roba odiosa. Proprio... cioè, bello per carità, però in 3 turni può vincere. Questa è a me vitale, puttana. Vabbè. Non attaccare, no, maledetto. Eh, vabbè, qua guadagna tanti punti di vita e la cosa non mi piace. Torna a 19. Che sfiga, oh. Però vorrei giocare, grazie caro. Non è difficile, basta... Madonna, oh. Ecco, cominciamo già a rompere le palle perché proprio non sopporto... Allora, capisco su Magic Online ci sta, ma su Magic qua, Arena, dai, a tenere fa la cassa. Mamma mia. Viva. Qua cosa faccio? Mi tolgo questo sinceramente. Ho sbagliato, però. Ho sbagliato, diciamo che non posso fare molto, ecco. Eh, ok, 11-19, però mi è stata una mazzata quelle gambe vitali con 5, cioè... Niente, ma perché sto registrando e devo trovare i lenti mongoli? Ma io dico, ma perché? Ecco, dai. Madonna, oh, che spoccia, non è neanche classificata, cazzo, da tenere fada. Oh, bravo. Ha messo fantasmagorico Yorion. Bravo. Ok. Non ti blocco. Si pesca una carta. Sta purtroppo a volare. Ecco, non possiamo fare un cacchio. Che palle.
Adesso lui si difende ovviamente con... beh, abbastanza scontato. Cioè non ho più un cacchio in mano, bisogna capire cosa ha lui, perché se ha rimozioni, robe varie, cioè, salutiamo la partita. Cosa starà pensando, veramente? Veramente, come si dice, pensieri amletici. Questa non è certo simpatica, però aspetta, no, sei una pippa, vediamo. Scusami un attimo. Dovrei poterlo fare, scusami. Oh. Oh! Ma ti dai una cazzo di mossa? Scusa un attimo. Avrà sicuramente qualcos'altro, però... tanto questo lo proteggiamo. Scusa. Ok. Ha 3 carte, ho bisogno di una rimozione. In realtà ho molte carte che possono aiutarmi, però... cosa mi toglie? Vabbè, guarda, poco male che comunque ce n'è un altro in mano, solo che adesso quello si pompa ovviamente. E guadagna punti vita, è proprio una sfiga questa, perché avere proprio un avversario che fa lo stesso mio gioco, tra virgolette, bravo. Ok, questo non guadagna punti vita, no, ok. E vado a 10, e lui va a 16. Questa è buona. Questa è molto buona. E proprio adesso siamo arroganti, molto arroganti. Arroganza sublime. Adesso aggiungiamo punti di vita qua. Ok. Adesso vediamo cosa ci propone il nostro opponent. Abbiamo fatto un buon top deccato alla grande, diciamo, con Elliot. Però è chiaro che insomma lui può avere volare o... ma porca troia. Una bella sculata. Al prossimo mantenimento devo togliergli quella carta maledetta, il chimera maledetta. Puttana miseria. Adesso sarà duretta perché mi ha fatto tornare in mano Elliot, è un casino. Beh. Allora, mettiamola solo a volare per forza. Allora, qua mettiamo qua, così guadagniamo 9 punti vota. E qua ho poco da pensare sinceramente, devo buttarmi. Vai. Devo rischiarla, non ho molte alternative. Vediamo che fa. Vabbè, la volare la perdo sicuramente, quindi questo è poco ma sicuro. Ok, no, me la para, giustamente. Beh, sono un deficiente. Ok. Allora, quello dobbiamo approfittarne. Allora, cerchiamo di farne un po' il più possibili. Tanto questa me la fa tenere su. Ok, boh. Così sono tutte un po' sparpagliati. Parecchio l'ha persa in realtà la creatura. Però ne avrà un'altra sicuramente. Se no ha perso, cioè nel senso. Per carità può avere
una vratta che mi distrugge tutto, quello sì. Solo quello può salvarlo onestamente, perché se no ho vinto. Yes, GG porcone la odro. No, fanno un'altra. Ok. Vediamo cosa ci propone Alpen Dave. Mano... ok, mano discreta. Io sono sempre più tranquillo quando ho la terza terra. Con la terza terra posso fare quasi tutto, con la quarta anche la devastare il cielo, e allora siamo iper tranquilli. No, non ha... non proprio. Un mazzo che mi dà sui maroni, dove c'è il blu? Dai, distruggimela subito. Mi aspettavo già una rimozione. Questo è un mazzo che giocherà molto dal cimitero, eh. Non mi piace tanto, non mi piace. Ok. Vabbè, diciamo... devo attaccare, quindi... sprecarla su una 1-1 così è un po' deprimente, però... devo cominciare ad attaccare, se no... Vai, profetizza, bravissimo. Oh, Ashok. Bene, mi fa millare adesso. Vedi, era meglio ottenere luce esiliatrice, io la mia fretta che ho. Questo gioco da cimitero, ragazzi, se le milla tutte per metterle in campo. Porca puttana, oh. Simpatico. Non posso fare un cazzo per questa merda di carta. Ok. Cioè, ok, in realtà no, però... Ma che poi tutti quelli che gioco con la... diciamo dal cimitero, quando gioco io un mazzo così, sempre carte del cavolo vanno in cimitero, gli avversari trovano il mondo. Ok. Beh, questo ce lo mettiamo assolutamente. Ci guadagniamo un po' di punti vota. È probabile, vai. Se le secca tutte e due. Ho sbagliato, devo attaccare con tutto, Va bene. Ora, hai fatalità? Vamo. Per carità, ha profetizzato, quindi ci sta, però porca. È fastidiosissimo sto mazzo come l'altro, proprio due mazzi contro, fatalità abbiamo beccato che proprio mi dà fastidio. Poi dove c'è il blu io gioco pochissimo il blu. Non sono un fan, però... insomma la partita non è compromessa, anzi non siamo messi male, certo sarà lunghetta, ho paura su 1 anche. Altra carta fortissima che vorrei prendere, messo Magic Orem 60 bombe l'una. Non è poco, adesso arriva Elliot, questa può neutralizzarla però. Quindi non siamo sicuri di... Qua noi ci guadagniamo punti di vita, è quello che serve.
E te pareva. Mamma mia, oh maledetto. Tutte le carte perfette. Le ha proprio tutte. Ok. 3, 4, 5. Non so se può aumentare. Questo non lo so. Rischiamo. Please, do the right thing. Friendship. Ok, allora. Vai. Ok, attacchiamo allora. Lui ha parato. Allora, vabbè. Con questa. Vai. Vai. E vai. Solo che lui ha parecchie bombe in campo, eh. Adesso qua guadagniamo ancora. Ok. Adesso chiaramente noi lo perdiamo a Gianni, ma è il prezzo da pagare. Ma adesso lo ripeschiamo ovviamente, eccolo qua, ora che lo ripeschiamo subito. E che lui può fare mille cose, altra carta pesantissima. No, diciamo che... E poi potevo mettere prima lui, ho sbagliato. Non ho giocato per niente bene, sono un po' innervosito e fai le cappelle. E ci sta. Ok, giustamente. Tra un po' che devo provare. Se non mi fa distruzioni totali, cose mostruose, devo andare proprio con arroganza. Un altro Crasis. Vabbè, diciamo che lui può difendersi tranquillamente dal volare. Vabbè, con quella può attaccarmi. Cazzo mi attacchi, cioè, nel senso, non ha molto senso. Allora. Ok. Fammi pensare. Qua devo pensare io, purtroppo mi dispiace far perdere tempo, potrei mettere la carta. Guarda, faccio così, facciamo sto rischio qua. Posso farlo, vediamo. Ok, quello che volevo. Perfetto. Andiamo di arroganza a sto punto. Vai, non mi interessa, ho 38 punti di vita, posso rischiarla. Tocca a te. Fai quello che devi fare, vai, va bene, ci sta. Ho tante carte in mano, sicuramente. Ovviamente le volare me le ha tolte. Le distribuiamo un po' ovunque.
Punti vita ne ho 54. Lui ha 13, ha in mano il mondo però. Gli basta una vratta e praticamente saluto la partita. Ok. Bene. Ok, legame vitale direi metterlo a questa. Ah, poi basterebbe una Gianni. Beh, certo. Maledetto. Maledetto, questa carta. È la roba, cioè. Il problema è che non è che travolge, non ho niente. Ma... non sarà facile. Oh, adesso entra il nostro amico Uro. Ok. Guadagna che punti vita. Dai, un bel... Speravo in un bel Ajani. Ok. La mettiamo qua. E mettiamo tutto, c'è poco da pensare. Ok. E andiamo. Cerchiamo di distribuire i segnalini per fare più danni possibile. Yes, salute. Buono raga, vita anche questa. Guarda raga, partite basta perché il video è già lungo, però vi ho fatto anche una side proprio in 0-2, tanto per nella decklist mettere anche la side. Allora, potete trovare in descrizione la decklist del mazzo. Allora ho messo due side in più che se comunque abbiamo un giocatore con tante rimozioni può esserci utile per proteggere le nostre creature. Poi ho messo due rigenera anime che se la tappo guadagno un punto vita è buona, quindi magari se vedo che l'avversario non ha tanto volare o comunque ho bisogno di carte rapide subito, ma ritolgo qualche gli angeli quelli potenti, perché comunque gli angeli se posso mettere li metto, perché sapete che come avete visto che l'ultimo video di Magic Online gli angelotti li voglio sempre, però magari ci cazzo queste che non è male, due però. Poi ho messo sì, ecco, se ho bisogno di tante rimozioni, il decreto devoto, che esile una creatura un planeswalker bersaglio di colore rosso e nero, attenzione però, quindi diciamo mi va bene, può andare bene contro quei mazzi là, che poi in standard rosso e nero praticamente ritrovi ogni 3 secondi. Sicuramente una carta da side, questa troppo situazionale. Non so neanche parlare bene, no, ma perfetto. Poi abbiamo altri due arconti, perché questa carta devo dire che con gli incantesimi che ho è buona, quindi che costa tanto, se in certe partite posso permettermene anche più di uno, ben venga, quindi ho messi due. Poi ho messo un devastare il cielo in più, che anche questa costicchia, però se ho bisogno, vedo magari che cioè dipende dalla partita, due secondo me è l'ideale per sto mazzo, però magari una in più può servire se ha veramente tante creature, devo sempre continuamente distruggerle. Cioè. E dopo l'A-Line della sacralità, che l'abbiamo visto anche in Modern, che così che praticamente ho anti-malocchio e mi para da tutto. Buona, ho fatto anche una side proprio in stile Kume velocissima.
E niente ragazzi, saluto il comandone, alla prossima, ciao!